Sarà Frank Faria a presentare l'ultimo libro di Emanuele Franz, che è Miercus 7 di marzo, lì delle biblioteche civiche Ioppi di Udine. Insomma, il docente universitario che si è interessato già di qualche tempo proprio dal filosofo di Moecce e che sarà presente e tra l'altro alle disi che profittin dato che dal suo ultimo libro di Sach la storia come organismo vivente è stata scritta addirittura una virgidure, un'introduzione al pensiero di Emanuele Franz e che in grazie di Ivan Buttazzoni, filosofo, scrittore e pittore laureato in filosofie contemporanee all'Università di Trieste, il professor Pieraldo Rovati, Sadisi, insomma, un dei grandi pensatori contemporanei. Buondì a Ivan Buttazzoni, benvenuto. Buongiorno, grazie. Ecco, ci rendi capire, ecco, Emanuele Franz era un personaggio strano, al stimpe, proprio una figura, ecco, di intellettuale che sta lontano dal mondo. Ecco, ci rendi un po' di capire, c'è molto che tutti sei si interessati, prendi tutte, alle figure di Emanuele Franz. Certo, Emanuele Franz è un grande intellettuale, io l'ho conosciuto leggendo il suo ultimo libro, La storia come organismo vivente. Mi sono interessato a lui e ho deciso di recensire questo libro perché era per me esplosivo e interessantissimo. Da questa interazione che abbiamo avuto tramite questa recensione è nato il progetto di scrivere un libro introduttivo su tutto il suo pensiero. Lui ha scritto 16 libri, sì. Quindi è un pensatore con tutta una bibliografia considerevole. E necessitava appunto di qualcuno che riassumesse e semplificasse l'accesso a tutto il suo pensiero. Ecco, chi ho visto che tu hai fatto proprio una ricerca interessante anche per tanto riguardo iconografiche, cioè nel senso che tu sei slata a ciri anche delle pitture che provi proprio anche le linee di pensiero di Emanuele Franz. Ecco, questo forse ti ha aiutato anche le tue attività di pittore. Certo, io sono pittore, sono studente alla facoltà di storia dell'arte di Udine, quindi mi interesso di arte e di storia dell'arte e per mia predisposizione penso attraverso l'arte, quindi mi è venuto spontaneo spiegare la filosofia attraverso la pittura. Ho usato quindi dei quadri famosi, sì, per spiegare proprio la filosofia del pensiero e trovo che l'esemplificazione attraverso l'arte figurativa renda molto più facile e comprensibile un pensiero che può essere ritenuto arduo come quello di un filosofo. Ecco, ci ti ha affascinato prima di tutto dal pensiero di Emanuele Franz, ecco, perché la storia come organismo vivente va anche spiegata al favele di un quarp come di epoche di etes storiche, tra l'altro. Certo, il fascino della filosofia di Emanuele Franz è il fatto che lui riprende a fare filosofia come lo facevano gli antichi greci. Lui ha ispirato le partite filosofie di antiche grece, proprio per le sue ricerche. Certo, e inoltre in lui si fondono sia la tradizione filosofica che quella esoterica, quindi c'è una complessità complessità è una parola inopportuna, un'ampiezza di pensiero che ne fanno un autore unico. Non è affatto complesso il suo pensiero. I suoi libri sono scritti in modo molto profondo, però semplice. E io consiglio appunto la lettura come introduzione del mio libro perché apre in modo semplice la conoscenza di questo filosofo. Però anche i suoi libri sono appunto semplici e scritti in modo molto profondo. La sua scrittura è vivace e profonda e riesce a tradurre contenuti complessi in modo molto semplice. Ecco, è curioso il fatto che, ad esempio, di lui si sono interessati anche Noam Chomsky, il professore dal MIT di Boston, e Alessandro Barbero, ma anche Marcello Veneziani e Massimo Cacciari, che all'inizio non era tanto entusiasta di Franz, e te, dall'ultimo libro, invece ha veduto una virgidure coraggiose de bande di Emanuele Franz, cioè anche questi stani interessanti che personaggi poi grandi a lui. Certo, Emanuele Franz riceve molti consensi e anche molte polemiche. Ci sono i suoi scritti, soprattutto relativamente al suo ultimo libro, La storia come organismo vivente. Questo suo libro suscita polemiche perché è calato nella contemporaneità rispetto agli altri libri che sono più
di natura filosofica, ma anche lirica, ma sono più ancorati al passato. Questo libro ultimo si cala nella contemporaneità e crea un vespaio di polemiche. Ecco, ci mutis al Nassut invece rivanta Ivan Buttazzoni, introduzione al pensiero di Emanuele Franz. Ecco, il tuo libro, ci mutte se tu partit come ricerche, quali sono le conclusioni che tu hai chiappate proprio per capire il pensiero di Emanuele Franz? Allora, per capire il pensiero di Emanuele Franz mi sono letto i suoi libri e il processo di scrittura e di studio è stato molto veloce. In un paio di mesi abbiamo preso in mano il progetto, abbiamo avuto il libro completato. È stato una full immersion nel pensiero di Emanuele Franz e sì, ho studiato i suoi libri e ho cercato di andare a fondo nella comprensione di lui come scrittore, di lui come persona e ho cercato di dare il meglio come interprete. Volevo essere la sua voce, semplificando al massimo quello che poteva essere visto come complesso, perché il suo pensiero filosofico potrebbe essere visto come complesso, però io ho cercato di semplificarlo al massimo per un lettore medio che è interessato alla filosofia. Ecco, quindi anche alle portate di Duce, questa introduzione al pensiero di Emanuele Franz, Sì. quindi proprio anche per capire. Ecco, il riconoscimento arrivasse forse poi fur che desnestis bandis, anche se a dire il vero il professor Fabbro si è sempre interessato, Sì. l'è affascinato proprio di queste anche misticità, se tu vuoi, di Emanuele Franz. Sì. Che è uno dei continuous fondamentali delle sue opere, proprio di questo misticismo, Certo. queste praticamente un al podares disi quasi tecco d'ogni dai libri religiosi più profondi, se proprio Sì. una la vuoi. C'è una profonda relazione con il sacro di Emanuele, soprattutto in relazione alla tradizione pagana e alla tradizione classica, però prendendo appunto in considerazione anche tutta la tradizione esoterica occidentale. Emanuele Franz è molto profondo in questo. Ecco, e quindi anche l'occasione per sentire questa presentazione, la storia come organismo vivente. Emanuele Franz venne presentato con le vergidure dal professor Frank Fari alle biblioteche Ioppi di Udin all'Issis di queste Mercus 7 di marzo, fa parte di dialoghi con l'autore. Per c'è con sé resto Emanuele Franz come pensadore a cui Calvuel anche svicinarsi a una linea un po' che differente, ecco, di pensiero differente, insomma, che va sui classics ma che comunque considera tutto. Ecco, e quali sono le motivazioni che tu considerassi queste studiose? Emanuele Franz è in grado di aprirci la mente ad un nuovo livello di pensiero. Con i suoi scritti filosofici lui ci aiuta a pensare in modo nuovo e a porci anche, con il suo ultimo libro, La storia come organismo vivente, in modo polemico nei confronti della contemporaneità. Ci stimola il pensiero, la riflessione, vuole che siamo noi a pensare come teste individuali e coscienti in relazione anche al bombardamento mediatico, insomma, quello che diamo per scontato. Ecco, Emanuele Franz pone in discussione tutto ciò che noi diamo per scontato e ci aiuta a capire di più e ci istruisce. È un maestro di quello che è stata la filosofia del passato e di quella che è la filosofia del presente. Perfetto, insomma, può dare un buon pon di partenza, il filosofo Furlan Emanuele Franz, Ivan Buttazzoni alla scritta, anche un libro che è Introduzione al pensiero di Emanuele Franz, che magari qualcuno al polei, se no passa direttamente alla storia come organismo vivente, Audax Editor, presentazione Chiste Mercus 7 di marzo all'Issis, biblioteche di Udin, Riva e Bartolini. Grazie a Ivan Buttazzoni. Grazie a voi, arrivederci. Grazie Mandi e augurons naturalmente per questo libro.